Venezia 1500, 200.000 abitanti. Venezia 2010, 60.000 abitanti, scarsi. Venezia 2020, 300.000 abitanti, tutti finti, tutti comparse. Venezia 2020, siamo i pendolari della città dei divertimenti. Venezia 2020, tutti a lavorare, tutti a fingerci abitanti. Anche stamattina dentro sto vagone, tutti intorpiditi nei pendolari, mezzi addormentati, tutti camuffati, tutti una divisa per lavorare. La mia divisa è sporca, questo per contratto, il mio ruolo è fingermi un drogato. Non mi è andata male ma sono a progetto, vorrei tanto il tempo indeterminato. Venezia 2020, siamo i pendolari della città dei divertimenti. Venezia 2020, tutti a lavorare, tutti a fingerci abitanti. Il mio amico Tony, lui si è sistemato, lo hanno messo a fingersi pensionato. Passa le giornate chiuso in un baretto, gioca a carte a tempo indeterminato. Che zia non l'hanno presa perché così obesa, poteva sembrare un'americana. E anche quei bambini che corrono felici poi tornano a Mestre coi loro amici. Venezia 2020, siamo i pendolari della città dei divertimenti. Venezia 2020, tutti a lavorare, tutti a fingerci abitanti. C'è un progetto comunale che è mirato a rilanciare il turismo nella città lagunare. Quanti appartamenti sfitti li han comprati certi dritti, speculando allegramente sugli affitti. Ci son prezzi esorbitanti, non ci sono più abitanti, son scappati dalla città tutti quanti. Niente scuole né giardini dove crescere i bambini, calli, campi e fondamente, aree di sosta del turista imperante. La corsia preferenziale passa via sul lagunare, ti permette di arrivare fino a San Marco emergendo dal mare. Niente barche a remi a vela, solo navi da crociera, riva i barbari a cavallo e tanto me ne son andao. Venezia 2020, Venezia 2020, Venezia 2020. Quanti splitz a pelai?